Chiuse le liste per le comunali veneziane, spetta ora alle commissioni elettorali certificarne la regolarità. Nei 15 comuni della provincia nei quali si voterà per il sindaco tutto è filato liscio. 3 i centri sopra i 15.000 abitanti nei quali c'è l'eventualità del ballottaggio. Spinea, Scorzè e Noale. In tutti e tre si ripresenta in campagna elettorale il sindaco uscente e in tutti e tre i centri è presente un candidato del Movimento 5 Stelle. A Spinea il centrodestra corre spaccato. Forza Italia è con Prima il Veneto alla sua prima uscita ufficiale, mentre la Lega Nord sta con una civica. 5 gli aspiranti primi cittadini, tra loro oltre al sindaco uscente Checchin anche Claudio Tessari, che aveva già guidato il comune in passato. Una sola donna, Laura Perozzo. 13 le liste presentate, circa 200 le persone in corsa per un posto da consigliere comunale. Gli schieramenti avevano consegnato comunque per tempo, nei giorni scorsi, i loro elenchi. Solo una lista si è presentata oggi perché gli mancava un documento, seppur non fondamentale, ma sicuramente necessario. Alle 11 di oggi abbiamo chiuso tutta la presentazione delle liste, che sono state già tutte mandate alla Commissione elettorale circondariale Mestre. Stesse alleanze a Scorzè, ma dimezzati i candidati rispetto al 2009. In questa tornata saranno 3, tra questi una donna. A Noale 5 candidati, una donna e 8 liste. A differenza del 2009 la Lega Nord gareggia da sola. Gli altri comuni sotto i 15.000 abitanti in cui si voterà, oltre che per il Parlamento europeo, anche per il Consiglio comunale, sono Camponogara, Concordia Sagittaria, Ceggia, Fossalta di Portogruaro, Meolo, Stra, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Cona, Fossalta di Piave, Gruaro e Teglio Veneto, per un totale di 131.000 veneziani chiamati al doppio appuntamento elettorale.